Presidente, un progetto che coinvolge oltre 20 scuole per portare tra gli studenti il principio e il valore del fair play. Allora, questo è un progetto del Distretto Italia che noi stiamo portando qua nella scuola di Agrigento e non solo, ma anche della provincia. Il fair play è uno dei punti fondamentali del nostro club, il fair play e il rispetto degli altri. E quindi abbiamo abbiamo sottoscritto dei protocolli di intesa con i vari dirigenti in modo da poter sensibilizzare i ragazzi a questo il tema che per noi è essenziale. Quanto è importante parlare dei valori dell'inclusione ai ragazzi? Direi che è fondamentale. Una scuola che include riafferma la qualità totale nelle sue politiche, quindi una scuola più inclusiva, più mette nelle condizioni tutte e ciascuno di affermare se stessi. E oggi abbiamo parlato di inclusione sport, inclusione fair play con gli amici del Panathlon, ma anche con le maestre e i maestri del progetto Scuola e Famiglia nella corresponsabilità educativa, che si occupano appunto di inclusione, di monitoraggio dei livelli di inclusività nelle scuole, di testimoniare attraverso i progetti e i percorsi di alleanza scuola e famiglia quanto è importante l'inclusione. E lo sport e la pratica sportiva, come hanno detto gli amici del Panathlon, penso sia il luogo ideale per rieducare i ragazzi al rispetto di sé, al rispetto dell'altro e dunque a includere globalmente e totalmente. Il CTS, Centro Territoriale per il Supporto all'Handicap, che io dirigo ormai da tanti anni e che coordina le attività delle docenti mamme del progetto Scuola e Famiglia delle corresponsabilità educative, lavora ogni giorno per affermare attraverso la formazione, attraverso la distribuzione dei sussidi didattici, attraverso un attento monitoraggio del loro utilizzo, i valori dello sport e dell'inclusione in tutta la provincia di Agrigento. Preside oggi una lezione particolare per affrontare con gli alunni il tema del bullismo e del cyberbullismo. Sì, oggi affermiamo ancora una volta il valore del rapporto della scuola con il territorio. Siamo particolarmente compiaciuti di ospitare il Panathlon, un'associazione che promuove i veri valori dello sport. Del resto i valori di cui abbiamo parlato oggi, che vanno dal rispetto della persona, alla lealtà, al rispetto per il prossimo, al sostegno di chi è in difficoltà, sono dei valori che noi trasversalmente promuoviamo nei giovani anche attraverso lo studio delle discipline. Dicevo che nell'ambito dell'educazione civica ormai da qualche anno noi tendiamo a far acquisire ai giovani quelle competenze trasversali che vanno anche nel senso di questa acquisita cittadinanza che è pregna dei valori che oggi il Panathlon è venuto di cui è venuto a parlare con i nostri ragazzi. Indubbiamente applicati allo sport hanno un significato ancora più particolare, perché lo sport è sicuramente un argomento e comunque un'attività che aggrega in modo particolare i giovani, soprattutto quelli dell'età dei nostri ragazzi. Il Panathlon promuove un progetto che si chiama il Fair Play, che riparte dalla scuola e oggi tappa Liceo Leonardo. Sì, noi siamo molto contenti e orgogliosi di questo progetto, ma anche nello stesso tempo siamo responsabilmente impegnati per l'importanza proprio di questo progetto e degli obiettivi che si pone. I principi del fair play, che sono praticamente trasversali per quanto riguarda l'educazione dei ragazzi, come ha detto poc'anzi la preside, la professoressa Pilato, sono variegati e numerosi, sono per noi un punto di partenza, perché attraverso la scuola e lo sport sono questi i valori che creano le coscienze delle donne e degli uomini di domani per una società migliore. Noi crediamo molto in questa attività, ringraziamo personalmente in questo caso la preside, ma voglio farlo virtualmente ringraziando tutti i dirigenti scolastici, dalle scuole, dagli istituti comprensivi alle scuole superiori che hanno aderito a questa iniziativa, che ripeto per noi è fondamentale per propalare attraverso lo sport i principi formanti della coscienza di ognuno di noi.